Quarta corsa, confronto per buoni soggetti di 4 anni, vincitori da 15 a 40.000 euro in carriera. All'1 Fiorella Jet Francesco Pettinari, 2 Fashion Cup Riccardo Pezzatini, 3 Flash Gar Alessandro Gocciadoro, 4 Fantastica Fassa Roberto Vecchione, 5 Furioso Bar Pietro Gubellini. Favori per Flash Gar 2,20, 3 Fiorella Jet, 3,75 Furioso Bar, i 3 più attesi. Autostart che prende velocità, entra addirittura, si ritrae Fantastica Fassa. Sbaglia Flash Gar. E allora così Fiorella Jet cerca di contenere Fashion Cup al largo Furioso Bar con Fiorella che rientra agli avversari. Numero 3 Flash Gar squalificato. Si impone al comando nei confronti di Fashion Cup, al largo rimane Furioso Bar, terza in corda Fantastica Fass. Primi 200 metri iniziali da parte di Fiorella Jet in 14,8. Fiorella Jet che così ha preso la testa dall'1 e adesso conduce liberamente nei confronti di Fashion Cup, poi Fantastica Fass che rimane in corda, all'esterno invece c'è Furioso Bar. Si completano i primi 400 metri in 32 con Fiorella Jet che guida il gruppo nei confronti di Fashion Cup, Furioso Bar che prova a risalire all'esterno, alla retroguardia Fantastica Fass. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Fiorella Jet sempre in vantaggio in controllo su Fashion Cup, al largo Furioso Bar, Fantastica Fass alla retroguardia. Completamento del primo giro, passato in 1 minuto e 8 decimi, di tutto comodo per la battistrada Fiorella Jet che continua a comandare liberamente nei confronti di Fashion Cup, all'esterno Furioso Bar, poi Fantastica Fass, non cambia assolutamente nulla. Chilometro passato in 1:15,9 da Fiorella Jet che è sempre salda leader su Fashion Cup e Furioso Bar che all'esterno prova ad avvicinarsi ma per il momento fa fatica. Fantastica Fass in coda, 14 la retta di là, 1:29,9 3/4 di miglio e in vantaggio sempre Fiorella Jet che guadagna terreno nei confronti dei rivali. Fantastica Fass dall'ultima posizione prova a venire a farla arrivo, intanto Fiorella Jet ha preso 3 lunghezze nei confronti di Fashion Cup e Furioso Bar. Fiorella Jet nel finale vince al minimo dei giri, Fiorella Jet che sul palo vince nettissima su Fashion Cup, poi Furioso Bar e Fantastica Fass. 28 spaccato ad arrivare, 1,57,9, 1,13,5, successo in coast to coast per Fiorella Jet, Francesco Pettinari. Allena, guida ed è proprietario per questa figlia di Oasis B che si impone in maniera netta, ritorna al successo. Bello stile, agile sul traguardo. Francesco Pettinari che ringrazia la sua portacolori, porta a casa un bel successo. Seconda Fashion Cup, terzo Furioso Bar.